Ben ritrovati al nostro consueto spazio dedicato alla salute. Staremo insieme fino alle 14:30. Parleremo di medicina di prossimità, ovvero la organizzazione, riorganizzazione dei servizi sanitari nel territorio in modo che i cittadini, i pazienti possano trovare tutte le risposte ai propri bisogni di salute il più possibile vicino a casa. Ed è il caso, scusate il gioco di parole, dei centri prime cure, ovvero una rete di medici e infermieri professionisti tra Venezia e Treviso, disponibili 7 giorni su 7 con costi adeguati e tempistiche ridotte. Ne parliamo quest'oggi insieme ai miei ospiti che vi presento subito. In studio con me c'è Alvise Alexandre, fondatore dei centri prime cure, ben trovato. Do il benvenuto anche al dottor Paolo Fava, medico chirurgo, ben trovato dottore. Grazie. Comincio da lei Alexandre, che cosa sono i centri prime cure, quando nascono e da quale esigenza e bisogno nel territorio? Buongiorno Alice, intanto grazie per averci invitato in trasmissione e per dare la possibilità di spiegare ai telespettatori di Antenna 3 Veneto che cosa sono i centri prime cure. Si tratta di strutture sanitarie che sono disseminati nel territorio, soprattutto nel trevigiano e nel veneziano, in cui le persone possono avere delle cure di prima istanza. Quindi accedendo a un nostro studio sono certi di trovare l'accoglienza di un medico o di un infermiere e quindi avere una prestazione infermieristica, una prestazione medica, degli esami del sangue capillari oppure prestazione di autodiagnosi, visite mediche e specialistiche in telemedicina. Una risposta, come dicevamo, mi scusi se la interrompo, proprio ai bisogni di salute dei cittadini in maniera capillare nel territorio. L'idea su cui ho fondato i centri prime cure sono due pilastri per me fondamentali. Io vengo da una famiglia di medici e quindi sappiamo che quando chiama una persona ha una necessità innanzitutto di essere ascoltato, una necessità di trovare una risposta in tempo celere e quindi quando ci chiamano normalmente riusciamo a dare una risposta in una mezz'ora, in un'ora, il paziente può essere davanti al nostro medico, davanti al nostro infermiere. È una metodologia multidisciplinare per cui accanto alle prestazioni mediche e prestazioni infermieristiche abbiamo anche tutta una serie di esami che servono proprio per dare un quadro clinico completo del paziente e dargli un primo indirizzo. Certo, quindi dare una risposta ai bisogni di salute, come dicevamo, dei cittadini, soprattutto in un problema che spesso molti riscontrano in questi periodi di accedere proprio alle cure, no? Sì. Questo sì, noi siamo presenti 7 giorni su 7 e quindi anche il sabato e la domenica e appunto riusciamo a dare una prima risposta. Posso farle l'esempio di un signore che ci ha chiamato perché aveva mal di pancia alle 8:30, prima telefonata appena aperto il centralino, alle 9:15 era davanti al dottor Paolo per avere una prima visita, insomma, un primo indirizzo. Ovviamente quando nei nostri studi trattiamo quelle che sono le problematiche di bassa complessità, laddove dovessero essere invece situazioni di media-alta complessità, saranno i nostri sanitari a indirizzare il paziente verso le strutture sanitarie più adeguate, il pronto soccorso e i centri di eccellenza che ci sono nel territorio. Certo, poi insomma appunto staremo insieme fino alle 14:30, quindi avremo modo anche di chiarire appunto quelle che sono le urgenze, come vengono gestite, il rapporto con il pronto soccorso, con i medici di base, che anche questo è un aspetto molto importante. Li possiamo però definire questi centri prime cure che lei ha fondato degli hub sanitari avanzati in cui appunto la salute dei pazienti è al primo posto, no? Sì, sicuramente sono insomma, degli hub sanitari, delle strutture dove il paziente riesce ad avere la possibilità, una chance di cura e di valutazione a tutto tondo. Quindi dalla visita, l'esame ematico su sangue capillare può essere
una valutazione per la MOC al calcagno, per vedere l'insufficienza venosa, può essere un Holter o un ECG, insomma riusciamo a dare una prima valutazione che vuole essere di indirizzo poi verso la cura che deve intraprendere, cura che può essere gestita da noi in ambulatorio per quelle che sono le situazioni che possiamo gestire, meno urgenti, diciamo così, oppure di indirizzo verso altri canali, oppure avvalendoci a nostra volta della competenza di medici specialisti che ci assistono. Certo. Dottor Fava, il punto di forza è forse l'approccio diretto con il paziente, con il cittadino, che insomma sappiamo che la salute è un aspetto fondamentale, tutti vogliamo stare bene e quando non stiamo così bene vorremmo avere delle risposte immediate, no? Certamente. Allora, diciamo che al nostro studio arrivano i pazienti che sono già preparati, quindi noi abbiamo già una informazione pregressa del nostro centralino che ha raccolto direttamente telefonicamente con il paziente, quindi dopo una breve presentazione facciamo un'anamnesi molto accurata, raccogliamo tutti i dati del paziente e quindi del problema, della patologia con cui si presenta e procediamo poi con una visita altrettanto accurata. Io lavoro solitamente con il personale infermieristico, quindi ho un infermiere o un'infermiera che mi affianca e che quindi mi aiuta in tutta la parte pratica, diciamo, della visita. Poi, valutando appunto la situazione del paziente e della paziente, noi riusciamo a indirizzarlo verso la destinazione più, diciamo, adeguata per la situazione. Molti pazienti li, tra virgolette, curiamo in casa, quindi cerchiamo di improntare una terapia fatta apposta sul paziente e altri invece li indirizziamo verso specialisti che hanno magari degli esami di secondo livello come radiografie oppure tutta la parte appunto radiologica e che possono appunto dare un contributo più specialistico al caso del paziente. Ad esempio c'è stato un caso in cui è arrivata una paziente che aveva un dolore toracico e dopo aver visto appunto l'elettrocardiogramma che noi svolgiamo direttamente in studio l'abbiamo indirizzata al pronto soccorso perché appunto era necessaria una valutazione dal punto di vista del medico urgentista. Certo, quindi in quel caso l'urgenza è stata trattata. Esatto. Noi abbiamo riconosciuto subito l'urgenza e l'abbiamo indirizzata direttamente al pronto soccorso. Certo. Senta, dottore, che cos'altro è possibile trovare in questi studi medici? Ci fa un po' una panoramica anche con l'utilizzo delle slide che abbiamo insomma portato proprio per far capire meglio a chi ci sta seguendo da casa anche che cosa è possibile trovare nel dettaglio, nello specifico. Eccoci qui, la migliore assistenza per la tua salute, poi, dottore. Ok, allora, come le dicevo, siamo io, quindi una figura medica e una figura infermieristica. In questo centro appunto possiamo effettuare vari esami del sangue, quindi un prelievo capillare, fare appunto un profilo lipidico, un profilo ematico, epatico e renale, quindi tutti quegli esami che solitamente si fanno nei centri per appunto gli esami del sangue, noi possiamo farli direttamente in loco, anche magari dopo una prima valutazione, se il medico ritiene di aver bisogno di un esame ematico di approfondimento per la patologia che si presenta al paziente, li facciamo direttamente lì, con dei tempi molto brevi appunto di attesa, quindi circa soltanto 20 minuti. 20 minuti, certo. Esatto, per il Vuol risultato. dire che esce dal nostro studio con il risultato in mano, Certo. il paziente. Esatto, e avendo dal punto di vista medico già un esame ematico fatto in luogo, si può già dare una valutazione anche in base appunto agli esami insomma, una prima impressione di quello che può Esatto, essere. già con gli esami del sangue fatti. Procediamo, dottore? In Sì. questo caso è la valutazione della vitamina D quantitativa, che Esatto. ugualmente è un esame ematico che serve in caso di osteoporosi e in altri casi per dare un quadro clinico completo, oppure abbiamo, e anche in questo caso il risultato è immediato. Quindi grandissima rapidità Sì. E il tempo d'attesa Poi davvero abbiamo invece molto veloce. quelli che sono gli altri esami diciamo di autodiagnosi, quindi abbiamo la MOC al calcagno, dove anche qui abbiamo un referto e vediamo
in caso di per vedere la densitometria ossea e che questo può essere abbinato con la vitamina D quantitativa per vedere poi come integrare, e per quei casi che possono essere di osteopenia, osteoporosi, oppure abbiamo la possibilità di valutare con il Pletix il reflusso venoso e quindi la capacità di riempimento e svuotamento delle vene, oltre che la spirometria con cui viene fatto un tracciato per vedere la capacità polmonare, che poi viene sottoposto al nostro pneumologo che collabora con noi e quindi dare una prima risposta. Una prima risposta. Voleva aggiungere qualcosa su questi, in particolare su questi esami, su queste metodiche, dottore? Sì, diciamo che sono delle metodiche che solitamente non si trovano, diciamo così, immediatamente, quindi una valutazione immediata sia della densitometria ossea sia appunto anche dello stato delle vene delle gambe, è una cosa che è abbastanza innovativa avere in una visita che può essere prenotata nel giro di una mezz'ora, anche una decina di minuti, insomma. Certo, quindi insomma un esame anche questo molto importante. Sì. Proseguiamo, abbiamo un altro tipo di prestazione che viene erogata dai centri prime cure. Sì, questo è per invece quello che sono le patologie cardiologiche, e quindi l'ECG, l'holter pressorio e l'holter ECG. Questo è un modo di fare il tracciato del cuore per vedere lo stato di salute. Con l'holter pressorio o holter ECG invece, questo lo facciamo anche a domicilio, siamo in grado di dare una valutazione nelle 24 ore di quello che è lo stato di salute, insomma, cardiologico. Certo. Sono tutti device medicali questo. Questo è molto importante perché ci danno l'affidabilità del risultato. Certo, quindi insomma tutte metodiche e strumenti altamente insomma all'avanguardia. Su questo, dottore, anche questi sono dei test molto importanti, no? Quando si tratta della salute dei pazienti, no? Decisamente molto importanti. Come appunto accennava Alvise, abbiamo la possibilità di portare questi strumenti anche a domicilio del paziente. Abbiamo fatto molte uscite domiciliari in cui usavamo l'elettrocardiografo per fare un tracciato elettrocardiografico per il paziente che non può venire fisicamente al nostro studio, e abbiamo dato così una valutazione anche in quel caso lì nel giro di mezz'ora, un'ora, una cosa abbastanza immediata dal punto di vista cardiologico. E anche per quanto riguarda gli holter, appunto, come diceva Alvise, abbiamo la possibilità di utilizzarli sia a livello dello studio che a livello domiciliare. I vantaggi di fare questo tipo di test a domicilio, quindi con un paziente appunto a casa propria? I vantaggi sono molteplici, soprattutto dal punto di vista organizzativo, perché un paziente allettato a casa propria è diciamo, un paziente che ha una difficoltà in più per la visita e per la valutazione del medico, e soprattutto del medico specialista, che con i vari impegni ha difficoltà ad arrivare al paziente e al letto del paziente in casa. Quindi avere la possibilità di utilizzare questi tipi di strumenti al letto del paziente e la possibilità di comunicare con il cardiologo direttamente per avere una sua valutazione sullo stato di salute del paziente permette di ridurre di molto i tempi per un referto, per una valutazione, appunto per una diagnosi possibile. Altro capitolo molto importante è quello della telemedicina, di cui soprattutto insomma, in questi ultimi periodi si sente molto parlare. Anche questo è insomma, un servizio che offrite. Questo, guardi, è un servizio di cui vado molto fiero, devo dire, anche perché apre una prospettiva di cura che è interessantissima. Qui riusciamo non soltanto a fare degli esami come precedenti che ci danno un risultato che poi viene interpretato dal medico specialista, ma dà la possibilità al paziente di interagire direttamente con il medico specialista. Anche questa è un'attività che facciamo sia in ambulatorio sia a domicilio. Io lo chiamo metodo doppio check, nel senso che abbiamo il nostro paziente che è assistito dall'operatore sanitario, in questo caso da Paolo, che
quindi gli dà una prima valutazione e poi tramite lo schermo che si vede c'è la possibilità di connettersi con un medico specialista. Scopriamo 10 specialità, quelle che si vedono scritte sulla slide lì di fianco, e i nostri device interagiscono direttamente con il medico specialista. Vuol dire che se il paziente... In tempo reale. Cioè se il paziente, poniamo, venga da noi perché deve farsi controllare un neo, ha un dubbio, l'operatore sanitario muoverà, quello in presenza, muoverà il dermatoscopio, l'immagine viene vista dal medico specialista. Quindi il medico specialista si può avvalere della consulenza, dell'anamnesi fatta dal dottor Paolo, ma anche delle immagini che vede. Quindi avere una valutazione a tutto tondo, completa, per poter dare la sua diagnosi. Ancora più interessante è per quello che può essere una visita cardiologica, perché in questo caso col fenoendoscopio l'auscultazione del cuore viene fatta direttamente dal cardiologo, possiamo fare un ECG e il tracciato viene visto in diretta dal cardiologo, oltre che vedere la saturazione, la pressione e questi sono tutti dati, parametri fondamentali per il medico per poter avere una valutazione complessiva, ovviamente accostata a quella che è l'anamnesi fatta dal nostro operatore sanitario, che gli dà un quadro su quello che è la situazione di malessere del paziente, su quelli che sono i sintomi percepiti e quindi una prima valutazione. Questa è una prestazione che noi riusciamo a erogare dal momento della telefonata in un paio d'ore e quindi essere velocissimi. Molto veloce. Dottor Fava, questa della telemedicina è soprattutto una prospettiva assolutamente innovativa che la medicina oggi ci offre e ci mette a disposizione, no? Certamente, anche perché siamo abituati ad un approccio, diciamo, singolo con il medico, quindi inizialmente ci si interfaccia con il medico curante che ci manda da un medico specialista. Noi nei centri prime cure cerchiamo appunto di abbreviare questo tempo e direttamente dopo una valutazione del medico si può prendere appuntamento per questa valutazione specialistica. Abbiamo avuto molti casi di pazienti in cui il problema era abbastanza immediato e una mia valutazione non bastava per, diciamo, snocciolare la diagnosi della patologia corrente e ho deciso appunto di interpellare un medico specialista. Come diceva Alvise, il macchinario è innovativo, sì, ma è anche molto semplice da usare perché appunto c'è uno schermo che interfaccia direttamente il medico generico con il medico specialista. E c'è stato il caso di una signora che aveva un problema di stomaco, un problema di nausea e dopo la mia valutazione, dopo la mia visita, è stata effettuata anche una visita con il gastroenterologo direttamente nello stesso studio in cui ho fatto io la valutazione. Quindi la signora parlava direttamente con il gastroenterologo che interpretava tutti i suoi segnali e anche la visita che io facevo direttamente sul corpo della paziente. Certo. In questo caso il paziente da casa può vedere attraverso lo schermo direttamente lo specialista, no? Esattamente, e può interfacciarsi anche lui e fare le domande. Anche, no? Perché uno dei temi insomma, che molti evidenziano per quanto riguarda il tema della telemedicina è il fatto che sembra venga un po' a mancare quel rapporto con il medico, il guardarsi a quattro occhi, il dialogare guardandosi appunto negli occhi. In questo caso attraverso uno schermo però insomma il rapporto con il medico, con lo specialista c'è, si può insomma scambiare un dialogo. Abbiamo fatto diciamo un po' di esperienza durante la precedente pandemia con un rapporto via web e appunto il dialogo c'è, è presente con il medico specialista che risponde e interagisce direttamente con il paziente durante la visita. Certo. Allora, io ricordo... Sì, posso soltanto aggiungere una cosa? Anche in questo caso abbiamo adottato quelle che sono le linee nazionali per la telemedicina, sono tutti apparecchi medicali che permettono una sicurezza
certa per quello che riguarda la privacy, per quello che riguarda anche i device medicali che ci sono e quindi come affidabilità di dati che vengono trasmessi. Oltre a questo, oltre ai dati rilevati, si possono caricare tutti i dati di cui dicevamo prima, quindi l'esame ematico, dove si ha l'indicazione del colesterolo, oppure il risultato dell'Holter o della densitometria. Quindi riusciamo a dare un quadro molto completo, molto preciso. Ricordo ai nostri telespettatori da casa che siamo in diretta, quindi potete telefonarci, fare una domanda se avete una curiosità insomma da porre al dottor Alexandre e al dottor Fava. 0422 1628 332 il numero per chiamarci, come dicevo, e intervenire in diretta. Ci hanno scritto attraverso i social e ci chiedono se fate anche il servizio di iniezioni. Ci scrive una persona che ha subito un intervento e che ora è a casa e ha la necessità di fare iniezioni tutti i giorni. Certo, è un servizio è un servizio che noi diamo, poi riusciamo a dare quotidianamente questo servizio di iniezioni, poi sarà da contestualizzare meglio di cosa necessita, di quale ciclo di iniezioni, però noi abbiamo un servizio infermieristico che ereditiamo da quello che è la pandemia. Siamo stati una delle prime aziende che ha offerto il servizio infermieristico alle farmacie per eseguire i tamponi. Coprivamo tutta la provincia di Treviso e tutta la provincia di Venezia, quindi abbiamo un network di infermieri molto diffuso che ci permette di agire in maniera molto rapida in tutto questo territorio. Certo. E quindi sicuramente è un servizio che offriamo. Certo. Invitiamo il signore a chiamare il nostro centralino per prendere accordi. Insomma. Dottor Fava, tornerei sul tema della telemedicina e delle videovisite. Vorrei che ci raccontasse un po' come si svolgono nello specifico, ma anche come vengono svolte le misurazioni, perché abbiamo detto insomma, che c'è la possibilità di avere in tempo reale già un primo consulto da parte del medico, e quindi come si svolgono le misurazioni, perché anche questo è un aspetto molto interessante da capire proprio per quella diffidenza che spesso insomma, si incontra su questo tema. Allora, tecnicamente il medico specialista arriva già preparato alla visita, perché quando il nostro centralino o comunque il personale medico prenota la visita specialistica, dà già una prima informativa sull'anamnesi e sulla problematica che ha portato il paziente al nostro studio. Quindi il medico ha già una prima idea sulla patologia. Poi nella slide che abbiamo visto prima, in quel macchinario che utilizziamo noi per la telemedicina. Questa valigetta, la possiamo definire così? Questa specie di valigetta, sono presenti dentro questa valigetta tutti gli strumenti che solitamente sono presenti nello studio di un medico, quindi il manometro per prendere la pressione, il fonendoscopio per ascoltare il cuore, e sono tutti collegati appunto a questa valigetta che trasmette in diretta con il medico specialista. Quindi in base alle richieste del medico specialista e in base a quello che il medico generico ritiene debba ascoltare o misurare il medico specialista, andremo a utilizzare i diversi strumenti di questa valigetta. Per quanto riguarda dal punto di vista cardiologico, appunto, c'è lo strumento per misurare la pressione, c'è lo strumento per misurare un tracciato elettrocardiografico in diretta, e c'è appunto anche il fonendoscopio che il personale sanitario presente muove sul corpo del paziente, ma che lo specialista in cardiologia ascolta direttamente durante la visita, quindi in tempo reale. Una visita dermatologica, per esempio, dove lo specialista ha la necessità di osservare, non so, penso ai nei, alle macchie, quello che può essere insomma, presente sull'epidermide, come si svolge? Per quanto riguarda invece la visita dermatologica, solitamente c'è sempre una prima visita da parte del medico presente, quindi una prima valutazione della lesione oppure delle macchie, appunto, come dicevamo adesso, e poi nella valigetta, nella famosa valigetta di prima, è collegato anche un dermatoscopio, quindi uno strumento che ingrandisce a grande ingrandimento la lesione, quindi il possibile neo, la possibile macchia,
e che viene trasmesso al computer del medico specialista, in questo caso del dermatologo. Quindi sostanzialmente viene passato sulla pelle e trasmette direttamente l'immagine che il dermatologo valuterà e con cui indirizzerà il paziente diciamo, alla sua destinazione finale. Che cosa vi dicono un po' i pazienti di questa tecnologia? Sono contenti di avere la possibilità di avere appunto subito un consulto? Guardi, non nascondo che sono un po' perplessi in un primo momento quando si avvicinano, ma poi quando hanno fatto la visita, hanno visto la professionalità del medico specialista, hanno visto la professionalità del medico generico, del medico che lo assiste, sono tutti molto soddisfatti, anche perché comunque sia si tolgono quel dubbio che li attanagliava, quella problematica, e quindi riescono ad avere un indirizzo, insomma. E a tranquillizzarsi, no? Esattamente, quella è la cosa principale, cioè diciamo una valutazione finale, quindi avere una cosa certa su cui fare riferimento, quindi non rimanere nel dubbio di quello che si potrebbe avere. Certo. So che non è molto carino parlare di prezzi in queste circostanze, però insomma, vorrei ribadire che il costo è contenuto, a dispetto di quanto si possa magari immaginare, insomma, in una prestazione di questo genere. Sì, sono prezzi molto contenuti, ma come linea nostra adottata vuole essere, a me piace definirlo come il fast food della sanità, cioè nel senso dove una persona chiama e può avere una prenotazione nell'immediato, e quindi nell'immediato, nel giro di mezz'ora, un'ora, essere davanti al sanitario. Può fare un esame e quindi nel giro di brevissimo tempo avere un risultato, quindi come si diceva esami ematici o gli altri esami di autodiagnosi, oppure la visita medica specialistica, e appunto a un prezzo contenuto, a un prezzo volutamente popolare, diciamo. Certo. Ci chiedono se si avesse la necessità di un lavaggio auricolare, anche questa è una prestazione che svolgete? Certo, abbiamo anche in questo caso una prima valutazione medica, quindi un'ispezione dei condotti uditivi, e poi il lavaggio auricolare che solitamente è svolto dal personale infermieristico, sempre diciamo nel giro di mezz'ora massimo. Anche a domicilio, anche in questo caso? Anche a domicilio, abbiamo già avuto dei casi in cui dei pazienti che sono allettati oppure che hanno delle difficoltà nella deambulazione hanno richiesto un lavaggio auricolare a domicilio e l'abbiamo fatto tranquillamente. Su questo abbiamo fatto anche degli accordi specifici con delle aziende che fanno parecchi acustici come Amplifon, come Audionova, per cui riusciamo a dare una catena molto stretta dalla prima visita audiometrica al lavaggio auricolare alla visita con l'otorino nel caso. Certo, questo è un aspetto importante. Tema dei certificati di malattia, anche in questo caso facciamo chiarezza. Però io questo lascerei sempre Prego, a dottore. Paolo. Sì. Andiamo quindi ancora di più nel dettaglio. Esatto, noi come medici generici possiamo rilasciare il certificato di inizio malattia, quindi se un paziente ha necessità e magari non riesce a trovare un appuntamento da altri medici, può venire direttamente da noi e noi possiamo rilasciare questo tipo di certificato di malattia. Facciamo anche certificati di attività ludiche, quindi attività come per la palestra, e riusciamo a rilasciare anche questi tipi di certificato. Dove è richiesto chiaramente per lo svolgimento dell'attività di palestra, esatto. Certo. Noi possiamo rilasciare appunto questi certificati che non sono correlati a associazioni, come ad esempio associazioni che fanno gare, però ad esempio la palestra oppure lezioni private, noi possiamo rilasciare questo tipo di certificato. Certo. Questo anche il sabato e la domenica, e quindi anche dove gli altri non lavorano noi siamo operativi e siamo a disposizione, insomma. Vi chiedo se trattate anche casi di pazienti allettati che quindi hanno la necessità di avere magari delle prestazioni anche particolari, comunque molto specifiche, che appunto essendo allettati non hanno la possibilità di venire nel centro e di essere, insomma, di essere serviti in questo senso. Sì, abbiamo trattato molti pazienti allettati, soprattutto dal punto di vista infermieristico, quindi
dopo una prima valutazione medica cerchiamo di cucire su misura un piano per il paziente allettato, quindi per il paziente che è a domicilio, e su cui appunto basiamo la nostra assistenza domiciliare infermieristica. E Alvise sicuramente avrà... Sì, guardi, allora funziona così. Di solito veniamo chiamati da un familiare del paziente e quindi andiamo a domicilio con il nostro infermiere, facciamo una valutazione di quella che è la situazione tramite il colloquio diretto con il paziente, il colloquio con i familiari, e poi ci relazioniamo con il medico specialista o il medico di base. Il medico specialista, il medico di base, quindi stilano quello che è il piano assistenziale di intervento che poi noi andiamo ad applicare e giornalmente andiamo a fare dei report. Quindi l'operatore sanitario andrà a riportare tutti quelli che sono i parametri vitali, laddove siano più persone che si interfacciano con il paziente, anche il nominativo della persona, l'ora in cui viene preso, in maniera tale che ci sia un controllo giornaliero, quotidiano della salute. Questo anche perché noi parlando di pazienti allettati sono pazienti che possono avere delle condizioni mutevoli anche rapide. È caso recente di questo weekend che stiamo dando assistenza a una signora di 102 anni, stoica, che resiste, però è andata in dispnea e quindi avevamo una saturazione di 80 e quindi c'è stata la necessità... Che per capire è molto bassa, è no? molto bassa, con difficoltà respiratorie. Siamo corsi a prendere la bombola d'ossigeno nella farmacia di turno, sentendoci ovviamente con il medico curante, e l'abbiamo portata a domicilio. Dopodiché con il medico curante si è deciso stamattina di andare a fare i prelievi del sangue e intanto di intervenire con il cortisone e con un antibiotico per cercare di rimettere in sesto la signora, di darle un aiuto. Insomma, sono situazioni mutevoli per cui periodicamente il piano assistenziale viene riformato sulle mutevoli necessità di salute del paziente. Certo, che possono cambiare anche molto rapidamente. Andiamo un po' nel dettaglio, visto che Alvise insomma l'ha accennato, una saturazione di 80 in questo caso è molto bassa, no? È molto bassa. Quali potrebbero essere i parametri, giusto per dare qualche indicazione? Beh, solitamente la saturazione dovrebbe essere sopra il 95%, è la percentuale diciamo di ossigeno che è presente nel sangue. La signora presentava questa saturazione bassa, desaturava molto e quindi faceva diciamo fatica a respirare. Era necessario un'ossigenoterapia abbastanza immediata e noi siamo riusciti a dargliela tempestivamente, appunto come diceva Alvise, sempre mantenendo un certo rapporto con il medico curante che appunto supervisione comunque valuta anche lui i trattamenti che noi proponiamo per la paziente. Certo, la saturazione si misura con quello strumentino che si mette nel dito, è diventato celebrissimo soprattutto nel periodo della pandemia, no? Esatto, credo che un po' tutti ormai ce l'abbiamo a casa e spesso e volentieri lo utilizziamo. Giusto per essere sicuri che sia tutto a posto. Sì. Certo. Tema della fisioterapia, anche qui, che cosa possiamo dire riguardo ai centri prime cure? Un network di operatori sanitari con cui ci interfacciamo e con cui svolgiamo attività in ambulatorio e attività domiciliare. Quindi anche in questo caso siamo in grado di intervenire a domicilio. Già sono diversi i casi di persone che stiamo seguendo per mal di schiena, per infortuni, da ultimo un signore, un ragazzo di 40-45 anni che usa correre nel vialetto di casa, è stato messo sotto da una macchina e quindi si è rotto il femore nell'intersezione con il bacino, quindi allettato, e per mantenere il tono muscolare abbiamo iniziato con una fisioterapia passiva intanto e
per poi vedere come si evolve la situazione nel tempo. Oppure classico caso di persona che è bloccata con la schiena e quindi necessita di andare ad aumentare quello che è la massa muscolare sulla schiena, massa muscolare addominale, per dare supporto al busto e poter essere alleviato nei dolori. E quindi in questo caso vi avvalete della collaborazione con realtà, insomma, più sì, specifiche? in questo caso per tutto quello che riguarda il mondo diciamo neurochirurgico, ovviamente mio padre è neurochirurgo e quindi ci avvaliamo dell'Istituto EUNI e di tutti i suoi specialisti, quindi abbiamo in questo caso la valutazione, però abbiamo anche poi il professor Stritoni per la cardiologia, abbiamo il dottor Ugliola per quello che riguarda la parte angiologica, abbiamo il dottor Mottola per quello che riguarda la parte di neuropsichiatria, con cui stiamo seguendo un'altra paziente. Questa paziente aveva una forte dipendenza da psicofarmaci e una depressione, quindi in questo caso noi gli stiamo dando un servizio di accompagnamento 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, 8 ore al giorno, per far sì che di controllare che la terapia che è stata prescritta abbia il giusto, sia presa nella maniera corretta e per stimolare questa persona nell'uscire di casa, nell'avere quegli incentivi anche mentali, diciamo, di voler essere attiva, reattiva e quindi sì, è fondamentale avvalerci di professionisti che ci diano il giusto indirizzo. Certo. Il tema medico, della multidisciplinarietà. sì, no? esatto, tutto passa per il medico. Noi poi andiamo a mettere in pratica quelle che sono le direttive che ci vengono date, ma sì, certo. insomma, è anche giusto che sia il medico responsabile della cura del paziente. Chiaro. Come per gli interventi domiciliari che si diceva prima, è il medico che conosce il paziente e che ce l'ha in cura da una vita che è il responsabile e il gestore della salute del paziente, per cui noi poi agiamo di conseguenza andando a mettere in pratica tutte le cure necessarie. Certo. I centri prime cure, è importante dire, non si sostituiscono al medico di base, al medico di famiglia, ecco, ma insomma collaborano con questa figura importantissima. Certo, guarda, ho letto tanti articoli, come tutti voi avrete letto in questi giorni, della medicina di base privata e via dicendo. Sono articoli che mi fanno sorridere, se posso, perché il medico di base nel nostro ordinamento è un unicum come figura e nessun privato potrebbe sostituire o essere alternativo a questa figura del medico di base, anche perché noi abbiamo prestazioni mediche generiche, prestazioni infermieristiche. Il medico di base è invece uno specialista e non eroga prestazioni infermieristiche, quindi sono due mondi completamente diversi. Certamente noi possiamo essere di ausilio, possiamo essere una spalla per il medico per andarlo a defaticare, diciamo, di tutte quelle situazioni sanitarie di bassa complessità che invece vanno a intasare le sale d'attesa. Possiamo essere un aiuto per il pronto soccorso, per tutti quei codici verdi, codici bianchi che sono accessi inappropriati di cui ci possiamo fare carico noi. Tornando, dottor Fava, al tema dei medici di base, il medico insomma, di famiglia, chi meglio di loro conosce tutta la storia clinica dei pazienti, dei cittadini, e quindi può essere davvero una collaborazione, una sinergia importante, quella dei centri prime cure, con appunto questa figura importante che non può essere sostituita. Esattamente, noi non ci assolutamente precludiamo di sostituire il medico di base. Abbiamo avuto molti pazienti con cui abbiamo collaborato con il medico curante per appunto la buona riuscita della terapia e per una diagnosi accurata. Abbiamo ancora un paziente che continuamente fa delle iniezioni nel nostro studio e che appunto ha
una necessità di fare degli esami ematici ogni 2 o 3 settimane, con cui, Quindi e con questi esatto, e con questi esami noi discutiamo sempre col medico curante se la terapia può essere continuata, se la terapia deve essere modificata oppure se deve essere interrotta. Quindi c'è un rapporto, cerchiamo di avere un rapporto di fiducia anche con i medici di medicina generale per appunto rassicurarli del fatto che non vogliamo sostituirci a loro, ma vogliamo aiutarli anche a alleviare il carico che sono sottoposti in questo periodo, anche siccome sono pieni, diciamo, di appuntamenti, dato l'alto numero di pazienti e di richieste che hanno. Certo. Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo, tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, in diretta, ultimi minuti ancora insieme per parlare di medicina di prossimità e degli importanti servizi, insomma, che vengono portati avanti dai centri Prime Cure, che come abbiamo capito, dottor Alexandre, sono un aiuto davvero importante, come abbiamo detto, per i medici di medicina generale. Sì. Il tema invece delle urgenze e, come dicevamo, insomma, che spesso poi finiscono al pronto soccorso intasando il pronto soccorso. Certo. Allora, bisogna dire che ancora tante persone si rivolgono per quelle che sono situazioni di urgenze, non emergenze, al pronto soccorso per trovare una prima assistenza sanitaria. È un articolo di poco tempo fa uscito sul Quotidiano della Sanità che nell'ultimo anno hanno acceduto al pronto soccorso 14 milioni di persone. Di questi 10 milioni erano codici bianchi o codici verdi, cioè vuol dire accessi inappropriati, persone che avrebbero dovuto trovare altre vie sanitarie per trovare la risposta che cercavano. Okay? Quindi questo cosa comporta questo? Comporta un patimento ulteriore per la persona, perché accedendo ovviamente viene catalogato come codice bianco, codice verde, ore di attesa comporta un togliere energie e forze agli operatori sanitari che dovrebbero essere invece impiegati per i codici gialli, i codici rossi, con tutt'altra rilevanza e necessità di assistenza, e comporta da terzo una spesa importante per le casse della regione. Quindi, detto ciò, noi possiamo essere effettivamente la risposta a tutti questi casi, anche perché per quello che riguarda il cittadino questo non comporta un esborso maggiore. Siamo più o meno in linea, differiamo di un paio di euro rispetto a quello che è il ticket, e riesce ad avere un ambiente confortevole, non soltanto una cura ma anche un ascolto di quelle che sono le proprie problematiche, e quindi su questo e quindi possiamo essere uno sgravio anche per il pronto soccorso. Certo. Dottor Fava, questo è un aspetto importante, no? Le urgenze e le emergenze vengono trattate dal pronto soccorso, però quando una persona sta male non sa a chi rivolgersi, magari è notte fonda, come può trovare conforto? Esatto, soprattutto abbiamo trovato riscontro soprattutto nei weekend, che sono quei giorni in cui appunto il medico di medicina generale solitamente non è presente nel suo ambulatorio, e i pazienti con magari delle problematiche non emergenziali, quindi magari di urgenza ma non emergenziale, dovrebbero appunto accedere al pronto soccorso per ricevere delle cure. Abbiamo avuto casi di pazienti che richiedevano un antibiotico oppure comunque dei medicinali che gli avrebbero causato ore di attesa al pronto soccorso, mentre nel sabato e nella domenica sono arrivati nel nostro studio, nel nostro ambulatorio, e nel giro di 20 minuti, mezz'ora hanno ricevuto sia la visita che anche la terapia adeguata per la patologia che li affliggeva. Invece per i casi emergenziali li valutiamo immediatamente e li indirizziamo direttamente al pronto soccorso. Quindi da una prima valutazione dovesse emergere che effettivamente c'è la necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso, siete voi stessi, ecco, a inviare... Ad inviarli verso appunto questa struttura.
Abbiamo avuto anche casi di problematiche a livello gastrointestinale, quindi problemi di nausea importanti o di vomito che necessitavano un intervento del pronto soccorso che abbiamo appunto indirizzato verso questa struttura immediatamente. Certo, questo è un aspetto fondamentale, no? Perché sì. dà veramente un sostegno alle persone che stanno male. Diciamo, per quello che riguarda e quindi le situazioni di salute e dare una prima linea di indirizzo, come si diceva all'inizio del nostro intervento, quindi dare delle risposte alle persone che vengono a bussare alla nostra porta perché presentano un bisogno impellente di cure. Immagino che il fatto di trovare la porta aperta anche al sabato e la domenica sia molto apprezzato. Vediamo che è molto apprezzato, oltre che dai pazienti anche dal mondo della farmacia, perché di solito anche gli stessi farmacisti diventano il primo presidio sanitario, diventano il primo punto più vicino a casa per le persone a cui si rivolgono, e quindi tante volte lo stesso farmacista che ce li indirizza, che ce li invia, certo, anche per scambiare esatto. una prima opinione, certo. Esattamente. Ci chiedono, ed è effettivamente una domanda molto pertinente, se con in mano una diagnosi si possa rivolgersi ai centri prime cure per avere anche, non lo so, una seconda opinione, un consulto. Sì, certamente noi possiamo darglielo. Allora, il nostro, come dicevo prima, è un primo approdo sanitario e nei limiti di quelle che sono le nostre capacità del medico generico, degli specialisti che si interfacciano con noi, sicuramente siamo in grado di dare una seconda lettura, una seconda opinione su quella che è la diagnostica. Però il nostro core business è quello di essere un primo presidio, un primo punto di arrivo negli studi. Certo, dottor Fava, anche in questo caso spesso le persone vogliono sentire una campana in più, no? Esatto, e quindi sì. capire meglio quale può essere il percorso più corretto. Ci sono stati alcuni pazienti che già con una diagnosi in mano hanno voluto accedere a una visita e comunque a un accertamento ulteriore per avere appunto un secondo parere, sentire una seconda campana e per appunto essere molto più tranquilli della terapia che gli era stata affidata. Certo. Dottor Alexandre, non l'abbiamo detto, ma insomma tra le tante prestazioni che abbiamo elencato, che insomma sono quelle che vengono portate avanti dai centri prime cure, c'è anche la possibilità del prelievo del sangue con un risultato immediato, anche in questo caso certo. La celerità del servizio, no? Sì, anche in questo caso la celerità del servizio, celerità che serve per il medico per fare una valutazione a 360 gradi e per il paziente per avere un riscontro, quindi da un prelievo capillare, quindi completamente non invasivo, con una semplice puntura sul dito, riusciamo a prendere quelle gocce di sangue che ci servono per avere un profilo epatico, un profilo renale completo e quindi per poter dare un quadro, dare i valori necessari del sangue, insomma. E questo dando una risposta in 20 minuti da quando viene fatto il prelievo. Quindi davvero molto veloce. Attenzione che noi abbiamo parlato sempre di cittadini singoli che si rivolgono a voi, però è un servizio che voi proponete anche alle aziende, a chiunque, sì, no? Sì, proponiamo a chiunque, anche alle aziende, sì, anche riusciamo ad andare in azienda a fare le valutazioni, a fare le medicazioni, a fare anche una televisita là dove fosse necessario, o a recepire il dipendente che si è fatto male e che ha bisogno di un certificato di malattia, perché anche quelle sono tutte prestazioni che se no accederebbero al pronto soccorso. Certo, e quindi starebbero in coda intasando nuovamente il pronto soccorso. Senta, dottore, c'è
un grandissimo dibattito tra quello che è la sanità pubblica e la sanità privata, con prestazioni a pagamento e, come abbiamo insomma discusso quest'oggi, anche con una certa diversità di velocità nell'erogazione. Quindi molti insomma dicono che la sanità sta diventando sempre più appannaggio di pochi. Di chi se la può permettere? Come diciamo che siamo rispondere? in un momento di grande riorganizzazione della sanità, anche con quello che è il PNRR, con quelle che sono le case della salute di prossima apertura. Si parla nel 2026 che saranno fatte case della salute SPOC e hub, oltre gli ospedali di comunità. Quello che possiamo dire è che la sanità, i soldi della sanità pubblica dovrebbero essere indirizzati per quelle che sono le attività, parlando del pronto soccorso, emergenziali, le attività che richiedono, che sarebbero anche troppo costose per farle per il privato e che richiedono di strutture importanti per andare a intervenire su quelle che sono le acuzie delle malattie e quindi per dare quelle cure fondamentali e tempestive. Certo. Noi potremo sgravare cioè riuscire a fare le nostre tutte quelle che sono le situazioni di bassa complessità, e che quindi quelle sarebbero un carico, soltanto un onere in più per la spesa pubblica. Certo. E per il cittadino, senza che ci sia una sostanziale modifica, perché comunque sono pazienti che andrebbero a pagare il loro ticket a 37,50 € in pronto soccorso e, accedendo ai nostri servizi, pagano una somma di denaro che è equivalente. Certo, una riorganizzazione insomma comunque che forse è anche necessaria. Un po' come è cambiato il vostro lavoro di medici dopo la pandemia, che ha sicuramente riorganizzato e costretto ad una riorganizzazione del lavoro, no? Sì, diciamo che io sono abbastanza un figlio della pandemia, nel senso che mi sono laureato, quindi sono diventato un medico a termine della pandemia. Però ho visto appunto questo cambiamento, soprattutto dal punto di vista dei medici di base, che con la pandemia sono stati sovraccaricati in maniera massiva da numerose richieste, sia a livello di Covid che anche tutte le altre patologie che ovviamente non erano sparite con l'ingresso della pandemia. E con il nostro centro prime cure riusciamo a valorizzare anche il medico generico, diciamo, quindi il medico che riesce a accogliere il paziente, valutarlo nella sua complessità e a indirizzarlo verso la finalità che lui ritiene più adeguata al paziente. Ultimi 30 secondi, chiudiamo riepilogando brevissimamente le prestazioni che possono trovare i cittadini ai centri prime cure, dalle più basilari, che possono servire almeno una volta nella vita a tutti, alle più complesse, dottore. Dal punto di vista medico forniamo visite generiche, visite specialistiche in telemedicina, certificati di malattia, certificati per attività ludico-motorie, mentre dal punto di vista infermieristico eroghiamo tutte quelle pratiche, diciamo, infermieristiche di base, quindi iniezioni, medicazioni, rimozione punti, lavaggi auricolari e medicazioni anche più complesse, quindi magari di ferite chirurgiche operatorie, e che appunto dopo, diciamo, la dimissione dall'ospedale devono essere curate e tenute pulite. Certo. Sono le cure che arrivano dal paziente e non il contrario, sì, no? L'idea è quella di andare a cogliere le istanze del paziente e creargli intorno ciò di cui ha bisogno. Insomma, la persona è al primo posto in tutte quelle che sono le sue necessità. E al centro. Siamo in chiusura e ringrazio Alvise Alexandre, fondatore dei Centri Prime Cure. Grazie di esserci venuto a parlare di questo importante servizio che offrite così capillare sul territorio. Ringrazio anche il dottor Paolo Fava, medico chirurgo, di essere stato con noi e di averci raccontato insomma un po' meglio quella che è l'attività e tutte le prestazioni che vengono svolte. Grazie a voi di averci seguito, io vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci. Arrivederci.